ieri sera a Pero di Breda di Piave, dove i ladri hanno tentato l'irruzione nella casa di una donna di 91 anni, divelte le inferriate forse con una mazza. Ho sentito i colpi, sembrava il terremoto, racconta la signora Valdina. Parla Alessandro Calista, l'agente del reparto mobili di Padova, cerchiato e picchiato durante un corteo. Sto bene, ma sono amareggiato, dice, devo la vita al mio angelo custode, il mio collega. Dopo la strage di Cran Montanà, il sindaco di Treviso Conte invia una lettera alle associazioni di categoria dei gestori di bar e locali da ballo. La sicurezza dei clienti è la priorità. L'ingegner Silvio Pagano è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Mobilitazione da tutto il Veneto per le Olimpiadi, già Cortina 103 uomini specializzati. Una decisione sofferta ma convinta, parla Don Giovanni Gatto, sacerdote in Montebellunese, che ha deciso di sciogliere i voti. Vorrei avere una donna accanto. Il centrodestra unito celebra l'elezione a presidente della provincia di Marco Donadella, a ricompattare il fronte il padre nobile della Lega, Gobbo. Il caso del bambino di 11 anni lasciato a piedi dall'autista del bus, pace fatta con il conducente, abbiamo accettato le sue scuse. Olimpiadi in prefettura Cortina, la questione scuole non chiuderanno. Stato di attenzione per le nevicate in arrivo sulle zone montane fino in collina. La Protezione Civile del Veneto dichiara l'allerta gialla fino a domani sera. Esclusiva questa sera al Ring dalle 21 su Antenna 3, ospiti del vice direttore di Media Nord-Est Avarino, il patriarca di Venezia Moraglia e il presidente del Veneto Stefani, per parlare del futuro del territorio. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Ed ora la cronaca, paura e danni. Ieri sera a Pero di Breda di Piave, dove i ladri hanno tentato l'irruzione nella casa di una donna di 91 anni, divelte le inferriate, forse con una mazza. I delinquenti si sono poi dati alla fuga. Sentendo le urla dell'anziana ho sentito i colpi, sembrava il terremoto, racconta la signora Valdina ai nostri microfoni. Era forte che ha tremato tutta la casa e pareva un terremoto. È per questo che dopo sono saltata sulla sedia, che stavo ascoltando lo rosario, ha capito? Il ferro là sicuro che ha buttato di peso. Le inferriate scardinate e gettate a terra, i danni alla finestra, la porta d'ingresso forzata con un piede di porco, dentro casa la signora Valdina Pavan, 91 anni, che sta recitando il rosario. La TV è accesa, sono da poco passate le 8 di sera alle porte di Pero, frazione di Breda di Piave, quando i ladri tentano di fare irruzione usando una violenza inaudita quanto ingiustificata. Facile che siano state usate delle mazze. Il giorno dopo calcinacci sono ancora a terra, con Valdina che con estrema lucidità torna su quegli attimi di sconcerto e concitazione, dimostrando tutto il suo carattere. Allora mi sono alzata, ho aperto la porta e ho visto che c'era qualcosa che non andava di fuori. E così mi sono messa a gridare che c'erano i ladri, e ho preso il telefono e ho chiamato i carabinieri al 112. Prima ho sbagliato, ho fatto 118 e dopo ho fatto 112, i carabinieri sono venuti fuori. Hai capito? Qui da Spresiano. Probabilmente i ladri prima del raid avevano anche suonato il campanello, racconta sempre Valdina, e non è escluso pensassero che in casa non ci fosse nessuno. Di certo le urla della 91enne li hanno messi in fuga tra i campi. No, loro sono scappati, non ho visto nessuno lì. Per fortuna, perché mancava quanto? Neanche un minuto che si rientrai, perché la finestra di dietro è grande. Hai capito? Valdina oggi sorride e pensa allo scampato pericolo, al fatto di non esserseli trovati davanti. Mai paura, ci dice, raccontando la sua vita di sacrifici in Svizzera come maestra di sartoria, una storia di tenacia ma anche di fede. A parte i scherzi, ma che ne ho provate tante. E mi do curaio perché in casa di riposo non vo'. Perché sono stata a gamba per fare un po' di riabilitazione, ma non è che se stai bene, sai. Meglio che sto a casa, per fortuna, perché ho l'angelo custode che mi è sempre da vicino, perché mi prego tanto. È l'angelo custode, prego sempre, prego anche i miei morti qua, però è l'angelo custode che là è ali lui, e allora avendo le ali è più vicino, hai capito? E ladri in azione anche tra Mareno e Santa Lucia di Piave, territorio finito nel mirino per l'intero weekend. Si moltiplicano le segnalazioni colpo in via San Michele. Forse i delinquenti cercavano una cassaforte e rilevate le impronte digitali.
Io sono uscito verso le 3 e sono ritornato a casa verso le 18, 18:15, 18:30 e ho trovato la finestra spaccata, tutti i vetri per terra, e poi sono entrati e hanno fatto disastro perché hanno ribaltato tutto. Dal bagno alla cucina, passando per la camera da letto e il sottoscala, la casa di Otello Carnielli in via San Michele sul confine tra Mareno e Santa Lucia di Piave è stata passata letteralmente al setaccio dai ladri, delinquenti che per entrare hanno usato le cattive maniere prendendo a mazzate la finestra affacciata sul cortile. Una mazza, sì, perché era un vetro doppio, diciamo, ma era imponente, grossissimo, diciamo. Ho lavorato più di mezz'ora per raccogliere tutti i pezzi di vetro. Non è escluso che i ladri stessero cercando una cassaforte o quantomeno una cassetta di sicurezza, che peraltro non esiste, accontentandosi poi di 2 orologi e qualche gioiello per un valore non superiore ai 1.000 euro. Molti di più i danni, fa intendere il signor Otello, che resta con il sospetto di essere stato spiato nei suoi movimenti. È arrivato la polizia alle 7 circa ieri sera, è arrivata la polizia e poi è arrivata la scientifica, hanno rilevato le impronte, però la maggior parte sono le mie impronte perché ci abito io a casa mia. Non un caso isolato da queste parti, con le chat dei residenti intasate per l'intero weekend di allerte e segnalazioni. Ugo Pizzinato è tra i residenti più attivi, promotore di un gruppo WhatsApp dedicato proprio a via San Michele. Cerco sempre di invitare a non far scaturire violenza, perché tanta gente parla, adesso ultimamente si parla di fucili, di pistole, che mi prendo questo, mi prendo quello, gli do una scarica, cioè calma, perché poi si alza il livello, perché se il ladro si aspetta di venire a casa nostra in tranquillità e bene o male, tanto la giustizia italiana non è che faccia più di tanto, scusate ma insomma è scappata, è un discorso, ma se viene preparato che potrebbe trovare violenza, arriva direttamente già più violento. La parola d'ordine è soprattutto una: deterrenza. Teniamoli lontani, facendo vedere che ci siamo, che esistiamo, che collaboriamo, che cooperiamo. La cosa che fanno loro per noi, perché loro per visitare un appartamento, una casa, si organizzano. Noi dobbiamo essere organizzati perché non vengano a casa nostra. A Lorenzo devo la vita, è stato il mio angelo custode, le parole di Alessandro Calista, il poliziotto 29enne in forze a Padova, aggredito a martellate nella guerriglia di Torino, e del collega che lo ha tratto in salvo, Lorenzo Virgulti. Mi sento bene, un po' amareggiato, ma tutto sommato mi sento bene. Ero comandato in servizio presso il reparto mobile di Padova, dove presto servizio, a Torino per una manifestazione che si è rivelata essere molto violenta, e da lì c'è stata solo un'escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia. Doveva essere una manifestazione pacifica e invece sì, è diventata tutt'altro. Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestire al meglio la paura. Gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti e quindi cercavamo di contenere un po' il tutto. Poi mi sono ritrovato nella ressa e mi hanno spinto giù e da là è successo quello che è successo. E in particolare ci tengo a ringraziare mio collega, fratello, angelo custode, Lorenzo, che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita, gli devo la vita. Era un po' che subivamo e in quel particolare momento ci siamo trovati accerchiati e era una situazione particolarmente intensa, in cui sono saltati un po' gli schemi e quando ho visto il collega accerchiato e aggredito mi sono subito avvicinato verso di lui e l'ho protetto con lo scudo, come avrebbe fatto qualsiasi altro collega se l'avesse visto prima di me. Infatti
sono arrivato qualche secondo prima degli altri che subito sono arrivati in supporto. Ho avuto paura, ma la paura in certe situazioni è una costante. E l'addestramento che facciamo verte proprio sulla gestione di questa paura e nella lucidità che va mantenuta in certi momenti per quanto possibile. Ringrazio tutte le persone, i colleghi e le autorità che da subito ci hanno dimostrato affetto e vicinanza. Cambiamo argomento. Dopo la tragedia di Crans-Montana, il vertice in prefettura e la chiusura dell'Home Rock Bar per 2 settimane, il sindaco Mario Conte e l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti hanno inviato una lettera alle associazioni di categoria dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Nella missiva viene ribadita l'importanza della sicurezza delle persone all'interno delle attività, con particolare riferimento alla prevenzione antincendio, alla piena funzionalità delle uscite di sicurezza e più in generale a tutte le misure poste a tutela dell'incolumità dell'utenza. L'amministrazione invita così le categorie produttive a prestare massima attenzione anche in occasione di eventi o iniziative straordinarie, ribadendo la necessità di garantire il rispetto della capienza massima autorizzata dei locali e di assicurare l'effettuazione delle periodiche manutenzioni degli eventuali adeguamenti dei dispositivi di sicurezza previsti dalle normative. L'ingegner Silvio Pagano è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Aspetto umano, prevenzione e formazione al centro del suo impegno. Mi chiamo Silvio Pagano, sono da qualche minuto il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso. Cambio al vertice al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, dove il ruolo negli ultimi 8 mesi era rimasto vacante. Prima di incontrare la stampa, l'ingegner Pagano ha riunito il personale collegandosi in videoconferenza con le sedi distaccate. 54 anni, originario della provincia di Salerno, ingegnere civile, il neocomandante è entrato nel Corpo Nazionale nel 2002 con esperienze nella direzione regionale della Lombardia, nelle sedi di Savona e Brescia, dove negli ultimi 8 anni ha rivestito la funzione di vicario del comandante. Nel suo nuovo incarico Silvio Pagano mette al centro la componente umana e il rispetto reciproco. Credo molto nella complementarietà dei ruoli e nella sinergia. Nessuno può fare tutto, nessuno può fare senza l'aiuto dell'altro. La volontà del comandante è quella di intervenire sul potenziamento, in particolar modo in termini di miglioramento dei flussi comunicativi interni ed esterni, trasmettendo quella che è l'attività svolta dai Vigili del Fuoco. Prevenzione è la parola chiave, che si tratti di sicurezza sul lavoro o all'interno dei locali da ballo dopo la tragedia di Crans-Montana. Il vero grande risultato che si pongono i Vigili del Fuoco è la prevenzione, cioè non far succedere gli eventi spiacevoli. Ma ogni giorno che ci svegliamo e non c'è stato un incendio, non c'è stato un infortunio, non c'è stato un disastro, dovrebbe essere una bella giornata e una bella notizia da dare. Per quanto riguarda l'organico, il comando di Treviso è in linea con quelli del nord Italia, con una carenza che si aggira intorno al 10%. Negli anni le dotazioni organiche sono state incrementate, quindi oggi abbiamo la stessa carenza che magari potevamo avere 10 anni fa in termini percentuali, ma riferiti a un numero più grande. L'impressione che ho avuto dal primo contatto con il personale è che la mancanza di quantità è veramente suffragata da un'alta qualità. Formazione è altro aspetto chiave che si concretizzerà ulteriormente con la realizzazione del polo didattico di Treviso. Verso metà febbraio verrà avviato il cantiere per una durata di 540 giorni. All'orizzonte poi altri importanti traguardi a partire dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Ricordiamoci anche che il 27 febbraio ci sarà la prima festa nazionale dei Vigili del Fuoco e quindi anche in quello dobbiamo dare un nostro contributo. Venerdì cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, ma già mercoledì le prime gare. Pianificato a livello regionale un significativo potenziamento di personale e mezzi dei Vigili del Fuoco da impiegare durante i giochi. La strategia è stata quella di avere a Cortina H24 sempre presenti tutte le specialità del Corpo Nazionale che potessero quindi affrontare
qualsiasi evento che possa accadere, anche in un numero adeguato nel caso Cortina rimanesse isolata. 103 gli uomini dei Vigili del Fuoco specializzati in ricerca sotto le macerie, NBCR, cinofili, Movimento Terra, Soccorso Speleo Alpino Fluviale, che saranno impegnati a Cortina in occasione delle Olimpiadi. Le prime unità sono già partite in vista delle prime gare in programma mercoledì. Abbiamo rinforzato le sedi della provincia di Belluno, i 4 distaccamenti che rimanevano, perché anche quelli con strade di minore importanza rispetto all'Alemagna, alla strada statale 51, possono arrivare anche loro a dare rinforzi. Rinforzato poi l'asse viario che da Cortina porta all'aeroporto di Venezia, in cui nelle sedi di aeroportuale di Treviso, di Belluno e Pieve di Cadore è stata posizionate delle autogru, un rinforzo di autoscala, di una squadra speciale e anche l'NBCR per interventi con sostanze pericolose. E a Belluno abbiamo l'altro gruppo di Movimento Terra, sempre per se ci sono problematiche sulla viabilità. Un ulteriore dispositivo sarà impiegato in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi in programma a Verona. Per quanto riguarda il comando di Treviso, per i Giochi Olimpici si turneranno tra i 10 e i 15 uomini. Il potenziamento sarà sia locale, essendo il comando più vicino a Belluno, sia di supporto con personale dei nuclei specializzati. Costituito come? Costituito da 9 persone. 5 persone saranno un supplemento di squadra ordinaria dedicata a fare tutta la tipologia di interventi noti che i vigili del fuoco sanno ben fare, e 4 persone come squadra, potenziamento squadra NBCR, cioè per interventi che potenzialmente potrebbero essere dedicati appunto al nucleare, biologico, chimico e radioattivo. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino con il quale si dichiara lo stato di attenzione, allerta gialla per nevicate dalla serata di oggi fino alle 18 di domani sulle zone montane e fino a gran parte del fondovalle. Le previsioni del tempo infatti indicano tempo moderatamente perturbato con precipitazioni diffuse, specie nella prima parte più consistenti tra Prealpi e pianura settentrionale, nevose fino a fondomale sulle Dolomiti e localmente anche sulle Prealpi, cumuli di neve intorno ai 5 e 15 cm sulle Dolomiti, oltre i 600-800 metri, 10-30 cm sulle Prealpi, oltre i 1000-1200 metri. Una decisione sofferta ma convinta. Don Giovanni Gatto, sacerdote di Montebelluna, ci racconta i motivi della sua decisione. Riflettendo sul tema dell'innamoramento, io, precisando che non ho nessun innamoramento in corso, là mi sono proprio posto la domanda fortissima sul celibato, ma se devo continuare così, io ho detto non ce la faccio. E la prima affermazione che mi sono fatto dentro il mio cuore è stata questa: voglio vivere e voglio veramente avere una donna accanto. Così Don Giovanni Gatto, 51 anni, ci racconta la decisione di cambiare vita, una scelta che ha spiegato in una lunga lettera inviata a Papa Leone XIV, prima a servizio dell'Arma dei Carabinieri, poi oltre 20 anni di vita dedicata al sacerdozio, una scelta convinta che non lascia spazio però a nessun ripensamento. La preghiera non è mai venuta meno, dopo tanta preghiera io ho detto: adesso, caro Gesù, io amo tantissimo e Gesù lo sento sempre fortissimo dentro di me e sempre lo avrò con me, perché il sacerdozio non lo rinnegherò mai. Il sacerdozio non lo rinnegherò mai perché lo sento sempre nel mio cuore, questo grande sacramento che ho ricevuto, però io mi sento ora di viverlo diversamente. Lo ripete, non c'è nessuna persona nella sua vita oggi, ma desidera trovarla. In passato ci sono state donne che lo hanno colpito e forse hanno contribuito a questa scelta. Ce n'è stata una che sì, mi ha toccato in modo particolare, ma che sia io che anche questa persona, con molto rispetto e delicatezza, giustamente
abbiamo detto meglio aspettare, quindi è meglio un attimo adesso vedere il da farsi, dopo tra me e me io anche dico magari dopo potrà anche darsi che non è quella la persona indicata. Di proposte per un suo futuro lavorativo ne ha già avute diverse. Una lo porta a Roma come coordinatore di una casa famiglia, ma questo, ci dice, lo valuterà dopo. Su una cosa però Don Giovanni è sicuro, per la Chiesa è tempo di cambiare. Ma io penso che è arrivato il tempo, che è maturato il tempo di fare una riforma. Penso di sì, per ovviamente il celibato facoltativo, perché comunque io apprezzo anche tantissimo chi lo riesce a vivere benissimo, come invece però ad esempio tanti come me, io ho tantissimi amici sacerdoti che hanno lasciato. Ieri si sono svolte le elezioni per il nuovo presidente della provincia, è stato eletto Marco Donadel, sindaco di Roncade, militante della Lega, che oggi alla stampa si è presentato con i 3 segretari dei partiti che l'hanno sostenuto, ma anche quello che tutti hanno definito il padre nobile del centro-destra trevigiano. Quando basta un'immagine per dare sostanza alla forma. Ed è questa, del neo presidente della provincia di Treviso, Marco Donadel, con i 3 segretari provinciali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, ma anche e forse soprattutto con Giampaolo Gobbo, nel ruolo di grande mediatore politico nell'elezione del sindaco di Roncade e Sant'Artemio. Io devo dire che i 3 segretari della coalizione ho un ottimo rapporto, perché non ho mai guardato solo al partito mio, che tra parentesi ho anche creato o quantomeno continuato nella logica, e quindi su questo sono loro che hanno chiamato me in determinate situazioni, credendo che magari l'esperienza possa essere anche di base. Un arguto tessitore politico con esperienza, specie per la provincia che dal tramonto della Prima Repubblica è sempre stata costantemente guidata dalla Lega. Gianni Mazzonetto, poi Luca Zaia, quindi il nostro Leonardo Muraro, e adesso c'è Marco Donadel. Del resto la consapevolezza politica è che con Luca Durighetto, espressione del centro-sinistra, la partita sarebbe stata più che aperta se ognuno avesse cercato di correre da solo. Ognuno di noi, come dire, da solo fa poca strada, non è autosufficiente, questa ne è la dimostrazione, per cui uniti si vince, e adesso affronteremo le prossime amministrative con questa voglia di unità e soprattutto di compattezza per cercare di vincere in tutti i municipi laddove si voterà. Come dire, adesso per Castelfranco bisogna ragionare senza poi arrivare ad estremizzazioni come a Conegliano? Ma assolutamente sì, Conegliano è l'unica anomalia, contiamo di sanare anche quella, ma devo dire davvero che c'è grande intesa tra i segretari e si cerca sempre ciò che è migliore per il territorio. Poi non sempre si trova, ma facciamo il massimo. Il prossimo appuntamento è con le amministrative in comuni come Castelfranco, Ponte di Piave e Silea, dove Gobbo quindi inevitabilmente tornerà sui tavoli di mediazione tra partiti del centrodestra, sulla scia di quanto accade a Roma. La situazione all'interno della maggioranza è di una maggioranza solida, con partiti differenti che vanno a comporla, e quindi con trattative continue rispetto a tante situazioni che vengono affrontate, ma comunque con la grande responsabilità di un centrodestra che in questi anni ha dimostrato di saper lavorare assieme. Dunque Marco Donadel, sindaco di Roncade e candidato del centrodestra, ha ottenuto più consensi dei sindaci e consiglieri comunali rispetto a Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, candidato del centrosinistra. Grazie. Col passaggio della fascia della campanella, da ieri sera Marco Donadel è il 15° presidente della provincia di Treviso da quando è nata la Repubblica Italiana. 45 anni, consulente finanziario, sindaco di Roncade, comune dove è nato e che guida dallo scorso anno, dopo una prima esperienza da consigliere comunale e poi da assessore alla sicurezza, però al comune di Mogliano. Elezione particolare in quanto slegata dal Consiglio, che invece andrà a elezioni in autunno. Per questo il suo primo impegno è politico. Condividerò con tutto il Consiglio provinciale quelli che sono gli obiettivi
obiettivi principali, e magari porterò anche qualche esigenza che ho ascoltato in queste settimane in tutta la provincia di Treviso. Attenzione particolare ai piccoli comuni, utilizzando gli 8 milioni di euro di tesoretto lasciato dal presidente uscente Stefano Marcon. I comuni più piccoli fanno più fatica perché tante volte hanno anche difficoltà di personale, di gestione degli uffici, e pertanto dare un aiuto, una spalla per fare in modo che i sindaci riescano a calare sul territorio quelli che sono i loro programmi elettorali, credo sia un qualcosa di importante. Attenzione anche alla viabilità con i 1200 km di strade provinciali, ma anche ai giovani con palestre e centri sportivi in un programma di lavoro con un sogno nel cassetto per il trasporto pubblico. Il sogno sarebbe quello di arrivare ad un biglietto unico, ma logicamente questo non spetta, non sono scelte che spettano solo alla provincia, ma spettano alla regione. Tra le situazioni che il presidente Donadel si troverà ad affrontare, una è quella della possibile diaspora dei comuni a confine con la rinata provincia di Pordenone, economicamente non solo più attrattiva. Ma cosa succede? Se ne vanno in Friuli e poi diventiamo noi comuni di confine? No, bisogna dialogare, bisogna tornare a fare in modo che le province siano votate dai cittadini e che tornino ad avere le competenze come le avevano qualche anno fa. Un nuovo e complesso incarico, quello da presidente della provincia, che però non sminuirà quello da sindaco di Roncade. Mi impegnerò al 100% a Roncade e da oggi anche come rappresentante di tutti i sindaci della provincia di Treviso. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Qualche sera i lampioni non si accendono e le strade sono completamente buie, abbiamo paura. Questa è la denuncia di alcuni residenti di San Trovaso di Preganziolo e la sindaca colpa delle linee vetuste. Troveremo le risorse per l'intervento. L'oscurità che non accendano i lampioni di sera. È pericoloso per i pedoni, per le aggressioni, per i furti. Capita che 1 o 2 sere minimo non c'è la luce, è tutto buio qua. Teniamo noi accese le luci di fuori di casa fino a una certa ora per fare un po' di luce. Ogni tanto questa strada è al buio e poi il giorno dopo si accende, magari è al buio quella che c'è dietro. C'è un po' di pensiero perché appunto viene buio presto e quindi sono facilitati i ladri, ecco. Da via Mamelia a via Silvio Pellico, da via Primo Maggio a via Vittorio Veneto c'è preoccupazione tra i residenti delle 5 laterali della centrale via Franchetti a San Trovaso di Preganziol. Succede infatti che un paio di volte al mese qui i lampioni alla sera non si accendano, facendo piombare nell'oscurità le strade, come dimostrano queste foto. Un quartiere, denunciano i cittadini, che dopo la chiusura di diverse attività commerciali, ultimi in ordine di tempo il mini market e il panificio, sta lentamente morendo. Sembra un dormitorio, cioè gente che viene solo qua a dormire, perché perfino anche la stazione non ha più movimento, perché specie la sera si ha paura a scendere dal treno e ritornare a casa col buio. Se non sono obbligata evito di uscire perché sono terrorizzata. Quello dell'illuminazione in questa zona di San Trovaso è un problema già noto al comune di Preganziole, che ha incaricato Contarina, ente gestore, di effettuare una verifica specifica per individuarne le cause. È emersa una criticità nel sottosuolo dovuta ad una linea particolarmente vetusta. Soprattutto in condizioni particolari di umidità o di temperatura è più sensibile ai cambiamenti esterni di questi parametri e di conseguenza può dar luogo a degli spegnimenti momentanei. 12.000 euro il preventivo richiesto per un intervento nei pozzetti sotterranei che prevede una escavazione e sistemazione di un tratto di 50 metri. Quindi un intervento impegnativo, sicuramente importante, e che ci impegniamo ovviamente a poter realizzare anche con la disponibilità di risorse economiche che ci impegniamo ad individuare da qui ai prossimi mesi. Oggi è stata la giornata nazionale delle vittime civili di guerra, istituita dallo Stato 9 anni fa. A Treviso la cerimonia, tra le bandiere anche quella palestinese, per ricordare le vittime di Gaza, richiamate nel suo discorso dal sindaco Conte. Nel mondo oggi sono in corso 31 guerre, il numero più alto
della fine della Seconda Guerra Mondiale, con oltre il 90% delle vittime civili. Nel mondo le guerre mietono più vittime tra i civili che non tra i combattenti. E questa è l'amara situazione ricordata oggi a Treviso nel corso della cerimonia per la giornata nazionale dedicata alle vittime civili nei conflitti nel mondo, istituita 9 anni fa per smuovere le coscienze, in particolare delle generazioni che non hanno vissuto gli orrori della guerra. È vero, oggi le ragioni per indignarsi possono sembrare meno nette, o il mondo troppo complesso. Chi comanda? Chi decide? Interrogativi di una studentessa dello Scientifico da Vinci, mentre dall'altra parte della scala sventolava una bandiera palestinese, alla quale il sindaco Conte si è rivolto così. Però le vittime civili non appartengono a nessuna bandiera. Non ci sono vittime civili di uno Stato giuste e vittime sbagliate. Tutte le vittime civili sono sbagliate e quindi qui dovremo vedere rappresentate tutte le bandiere del mondo, perché non c'è alcuna divisione e non deve esserci alcuna divisione nemmeno politica quando il tema che trattiamo è il tema della pace e della giustizia. Come per le altre 1600 vittime del bombardamento del 7 aprile del 1944, ricordate ai piedi del Palazzo dei 300, sventrato dalla guerra e ricostruito dalla pace. Di una ricostruzione non soltanto architettonica, ma di una comunità ricostruita sulla base di valori, della fede e della fratellanza. Impegnarsi quindi per un futuro di pace, il messaggio da e per i giovani. L'indifferenza è il peggiore di tutti gli atteggiamenti, dire io che ci posso fare, mi arrangio. Troverete situazioni concrete che vi indurranno a intraprendere un'azione civile risoluta. Cercate e troverete. Creare è resistere, resistere è creare. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La famiglia del bambino di 11 anni che ha vissuto l'ormai nota vicenda di essere rimasto a piedi perché privo di biglietto adeguato ha incontrato Salvatore Russotto, l'autista che guidava la corriera. Si è trattato di un incontro privato, dopo il quale Russotto ha detto di sentirsi sollevato, anche se ora l'azienda dovrà decidere se licenziarlo o meno. L'uomo sarà assistito dal sindacato per spiegare l'accaduto. La famiglia del bambino ha detto di aver compreso la situazione, di voler evitare all'autista la gogna mediatica e di considerare chiusa una vicenda che comunque rimane come monito affinché l'accaduto non possa e non debba ripetersi. Ed ora parliamo delle Olimpiadi. Si susseguono a ritmo incalzante le riunioni preparatorie per definire gli ultimi dettagli. Novità importanti sono emerse dagli ultimi tavoli prefettizi. La paventata chiusura per qualche giorno delle scuole a Cortina durante le Olimpiadi non ci sarà e la Apolonio Socrepes si spera possa essere almeno parzialmente utilizzabile. Questi i dati salienti emersi da una riunione svoltasi in prefettura. Rimangono aperte, dalla riunione non sono emerse condizioni per doverle chiudere, quindi la decisione è stata unanime e da parte di tutti quanti le scuole di Cortina rimarranno aperte durante il periodo olimpico. Si è parlato di Apolonio Socrepes? Si è parlato anche di Apolonio Socrepes, però il piano trasporti e viabilità prevedeva già comunque anche senza l'utilizzo dell'Apolonio Socrepes, quindi era già conformato anche in quel senso. Apolonio Socrepes, lo stato dell'arte. I lavori vanno avanti come programmato, il lavoro di impalmatura è terminato, nei prossimi giorni arriveranno le prime cabine e cominceremo a fare le prime prove. Per le Olimpiadi, durante le Olimpiadi renderemo l'impianto omologato per almeno 1200 posti ora, mentre invece l'impianto poi definitivamente sarà pronto per le Paralimpiadi. Quindi durante le Olimpiadi in parte si potrà usare? Durante le Olimpiadi in parte si potrà usare, quanto esattamente lo verificheremo man mano che i lavori di verifica e collaudo proseguiranno.
Inaugurato il nuovo centro coordinamento soccorsi realizzato presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. La gestione dell'emergenza Vaia dell'ottobre 2018 ha reso improcrastinabile l'esigenza di adeguare dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale la sala operativa provinciale di protezione civile, per la quale sono stati reperiti i finanziamenti necessari per completare i lavori avviati nel corso del 2022. In previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si è convenuto inoltre di utilizzare il centro coordinamento soccorsi quale struttura da adibire anche a sala operativa interforze. Baby gang e delinquenza di strada. Al centro dell'attenzione in prefettura a Belluno se ne è parlato in un vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il fenomeno nella provincia è praticamente assente, ma le notizie provenienti dal resto d'Italia impongono un costante monitoraggio delle realtà interessate al fine di evitare fenomeni che vadano a intaccare la serenità del tessuto sociale. Piace la cittadina medievale, parliamo di Feltre, i cui dati turistici sono in crescita. Turismo a Feltre, dati positivi dal 2025 con una crescita costante, arrivi aumentati dell'8%, pari quasi a 10.000 e presenze aumentate del 10%, andando oltre le 23.000. Risultati arrivati grazie alle presenze dall'estero con stranieri provenienti soprattutto da Germania, Svizzera e Paesi Bassi. Buoni anche i dati della ristorazione con un incremento della spesa turistica del 30%. Importante in questo contesto il richiamo culturale, con ottimi risultati per quanto riguarda le presenze nei musei cittadini. È stato un anno veramente importante perché siamo arrivati alla somma di 13.820 ingressi. Ricordiamo che abbiamo aperto da Pasqua anche il Teatro della Senna e quindi da solo il Teatro della Senna ha fatto 6.000 ingressi. Poi abbiamo il Museo Rizzarda, dove abbiamo adesso la mostra del Calabrò, che l'abbiamo appena aperta a novembre, e anche quello sta facendo dei numeri importanti. E ricordiamo che il civico per il momento non è aperto perché questa amministrazione sta cercando di far sì che tutti i nostri edifici culturali siano a norma, quindi aspettiamo fra qualche mese quando sarà aperto per vedere anche lì come sono i dati. Ricordo però che noi adesso facciamo questo importante incontro alla fine dell'anno perché siamo molto attenti anche alle associazioni del territorio. Infatti ci sarà anche il Fondaco che con noi fa chiese e palazzi aperti. Migliaia di persone entrano anche a visitare Sala Stemmi, il municipio, eccetera, e poi tutte le chiese che abbiamo sul territorio, e poi abbiamo anche un accordo col Museo Diocesano. Quindi i numeri, siamo molto molto contenti dei numeri di quest'anno. L'unico che non ha citato, dopo il grande risultato nella gara, chiamiamola così, del FAI, il Castello di Alboino. Ecco, sì, ecco, il Castello di Alboino, anche quello, sapete che quello noi lo apriamo solo d'estate, abbiamo avuto delle mostre importanti. Ecco, le torri del Castello, 2031 persone, aperto d'estate perché sapete, insomma, è particolare. La mostra che abbiamo fatto quest'anno ha visto tutte e due le torri aperte, sia la torre del Campanon che la torre dell'orologio. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.